Ma io guardo al bene della nostra regione soprattutto perché non dimentico, adesso non voglio strumentalizzare il discorso con i tanti suicidi che ci sono stati, però è un dato di fatto, l'economia veneta non è malata perché non riesce a produrre, non ha più la produttività o la competitività di prima, è malata soprattutto perché le imprese non riescono a ottenere i crediti che vantano. Paradossalmente molte imprese, molte piccole imprese vantano crediti proprio dalla pubblica amministrazione e mi sono proprio portato qui una tabella anche della CGA di Mestre che è molto chiara, ad esempio, e guardi, non so adesso se la telecamera riesce a inquadrarla, però difficile, l'Italia, però ecco, è tra i peggiori e stiamo parlando di 180 giorni mediamente per pagare, per saldare una fattura. Se andiamo a vedere, a confrontarci con la Germania, siamo a 36 giorni. Allora non è possibile che le imprese debbano chiudere perché non sono pagate proprio dallo Stato, che invece con l'altra mano ci fa un prelievo che è arrivato ormai, sempre dai dati della CGA di Mestre, al 68,3%.